Domenica 27 agosto 2017, Blitz Friulani. Coincidenza vuole che il 27 agosto del 1917 ci fu questo scoppio a Sant'Osvaldo durante il primo conflitto mondiale. Massimo Turco ha raccolto cimeli, foto, testimonianze, insomma un lavoro lungo per non dimenticare questo triste episodio, questa triste pagina. No, questa triste e drammatica e tremenda pagina del 1917 dove non si sa ancora nulla, non si sa ancora cosa è successo, c'è ancora il segreto militare sotto, Sant'Osvaldo è stata colpita profondamente. Oltre ai morti civili e alla distruzione dell'intero rione o del quartiere che stava nascendo perché era con le fabbriche arrivate e con le nuove case stava per nascere un nuovo quartiere, poi subito abbandonato dal comune e tuttora è rimasto abbandonato. E comunque questa mostra nasce perché nel 17, quest'anno sono i 100 anni, e col parroco abbiamo detto ma facciamo una cerimonia, una messa, poi facciamo la messa solo poi facciamo la lapide in asilo, e ho detto buon facciamo la mostra. Allora assieme a Vinci Guerra, uno storico, e alla Silvia Bianco, la curatrice dei civici musei, che ci ha dato una mano, abbiamo allestito questi pannelli, cercando, rovestando da privati, da enti, dove riuscivamo a battere le porte e che ci aprissero, perché non tutti hanno aperto le porte perché non vogliono far sapere cosa è successo, assieme al comune di Campoformino, perché anche lì hanno avuto danni in quanto la polveriera era nell'ex ospedale psichiatrico diventato ospedale militare e quindi lo scoppio ha colpito e ha ucciso anche persone in quel comune. Siamo riusciti ad allestire questi 20 pannelli dove domenica, dopo la messa e la cerimonia per l'inaugurazione della targa ai militari e la corona ai caduti, inaugureremo. È una mostra fotodocumentaria in quanto ci sono sui pannelli che sono da leggere le interviste di chi ha vissuto in quel momento e cosa è successo realmente, perché non tutti purtroppo, e neanche la scuola qui a San Osvaldo, ne parlano, ne hanno parlato o sanno cosa è successo. Senti, possiamo parlare anche di una cosa importante perché c'è un prima e dopo, no? Ci sono delle foto all'inizio della mostra che raccontano com'era Udine, ma anche questa zona, no? Prima dello scoppio, e successivamente ci sono delle documenti, diciamo così, dei documenti filmati, usiamo questo genere, per capire che cos'è stato il dopo scoppio. No? Allora, Robe inedite. iniziamo diciamo, parlando di Udine dei tempi della guerra, quindi com'era Udine, e proprio parlando di Udine città. E per arrivare proprio a pochi giorni, diciamo, in un filmato, in un flash del film, al 17 agosto, dove c'è stato lo scoppio, dove abbiamo parlato di quel giorno, perché quest'anno si ricorda di quel giorno, il dopo lo faremo magari in un'altra mostra, cosa c'è dopo. Però diciamo, racconta lo scoppio, racconta il manicomio, diventato ospedale militare, si fanno vedere le suore che lavoravano all'ospedale militare, 2 suore sono morte, una di Buia e una di Udine, sono morte mentre prestavano servizio all'ospedale. Qui in mezzo della Croce Rossa sono stati dilaniati, i 250 militari morti, riconosciuti. Ci sono anche dilaniati che non sappiamo dove sono, non sono stati fatti neanche i funerali né civili né militari, perché è stato bloccati dallo Stato. La cosiddetta censura di guerra. Censura di guerra. Una censura di guerra, diciamo che ci sono 3 versioni, una dell'aeroaustriaco che ha bombardato, una di un boicottaggio nostro e una, quella più dove il militare ha buttato una cicca su questo chilometro e mezzo di polveriera e ha preso fuoco, cosa inverosimile, ma per quella volta non si doveva sapere. C'è successo un incidentino a Sant'Osvaldo, 2 anni dopo ne hanno parlato. Ricordiamo anche la Patria del Friuli che uscirà 2 anni dopo raccontando post bellico quello che è successo. Vediamo, insomma, abbiamo detto cartoline, fotografie originali scattate all'istante. Scattate all'istante, trovate nei vari o privati o nei vari musei o nei comuni che ci hanno dato una mano, come Campoformino, perché anche lui è stato toccato da questo brutto evento, ha avuto morti anche a Campoformino. Una cartolina postale, quella con quella ragazza, è stata fatta per gli aiuti ai profughi, ai sfollati di Sant'Osvaldo, quindi a livello nazionale c'è stata anche delle cartoline proprio fatte per quello, ma non si è dato
quella forza, quella voglia di fare per ricostruire il quartiere. Questo è mancato del tutto. C'è stata una dimenticanza più che generale. In generale sì, perché dopo il quartiere è rimasto con le dalle baracche alle case popolari, non è mai stato ricostruito, non ha mai dato un segno, dove il comune dopo si è riversato verso Via Palmanova o verso Paderno, dove hanno costruito 2 quartieri. Perché possiamo dire c'era questa concausa ancora in piedi, questo diciamo segreto di Stato dove non si poteva parlare. Chissà, diciamo chissà, non possiamo essere italiani. Senti, c'è una cartina, se ci spostiamo, seguimi Alex, c'è una cartina che parla chiaro, no? Perché questa racconta un po' quello che è successo, l'area dove praticamente c'è stata... Dove le zone sono state colpite, perché è stato colpito Udine, è stata colpita Piazza Lecella, è stato colpito il Duomo, dove è stato sfondato le porte di entrata del portellone e l'organo. Da Moruzzo a Manzano, a Cividale, a Pagnacco i vetri sono stati rotti, infranti, quindi il boato è stato originale, per 6-7 ore hanno continuato a esplodere, questi qui per 3 giorni si pensava che fosse gas poi nocivo, quindi è stata evacuata Sant'Osvaldo e mezza Udine. Sono scappati tutti a piedi, scalzi come erano, sono scappati via. E quindi i danni sono stati tanti e non quell'incidentino che ha detto Cadorna, un incidentino è successo. Si parla di una cifra interessante per l'epoca, 160 milioni di lire dell'epoca. Questo è quello che abbiamo trovato, che ci hanno dato, e quindi abbiamo riportato senza toccare, senz'altro i danni erano tanti. Ma non solo cimeli o comunque foto e scritti, abbiamo anche qualcosa di importante ritrovato, perché spiegami bene, questo ordigno bellico dove si trovava? Questo ordigno bellico era incastrato nel muro che ha abbattuto il mulino che c'è fuori qui vicino alla Roggia di una famiglia Castellani, e un nipote che ha custodito gelosamente, perché era un segno dei suoi che era rimasto, ce l'ha imprestato assieme ad altri pezzi per esporlo, perché è un segno che vivo, proprio reale, di quello che è successo 100 anni fa. Si può vedere anche nella cartina di Capoformio che ce n'è uno similare proprio volato. Se pensiamo che questo qua in 2 non riusciamo ad alzarlo, quando facevano i danni possiamo solo immaginare cosa succedeva. Possiamo dire che la bomba è disinnescata, non c'è nessun problema. Tranquillo, tutto pulito. No, senti, poi ci sarà qualcosa, insomma una mostra che durerà un mese, no? Fino al 24 settembre. E poi vediamo, in base alle richieste, casomai la prolunghiamo. La cerimonia prevede domenica alle 10:30 la Santa Messa qui nella chiesa di Sant'Osvaldo, e alle 11:20 partirà il corteo. La messa sarà celebrata da Don Guido Genero, il vicario foraneo, in quanto il vescovo è assente. E dopo la messa il corteo raggiungerà la scuola dell'infanzia, l'ex asilo, dove c'è già la lapide ai caduti per lo scoppio, perché l'asilo è stato costruito dallo Stato voluto per i danni avuti in questo quartiere, difatti intitolato a Vittorio Emanuele III. Lì verrà depositata una corona, ci sarà un picchetto d'armi, ci sarà un trombettiere, ci saranno tutte le autorità presenti. Scoperta una piccola lapide che ricorda i militari che fino a ieri non c'erano, ma abbiamo scoperto che sono morti anche loro. Ce n'erano 600 ricoverati nell'ospedale militare, quindi abbiamo scritti del tenente colonnello medico che era dentro, che racconta la storia, quindi verrà scoperta, poi ci saranno i vari discorsi e un piccolo rinfresco a chiudere e l'inaugurazione della mostra, che verrà inaugurata in asilo per la gente, e poi portata da qua, in modo che è più piccolo. E quindi... Senti, come orari, uno che vuole venire a visitare la mostra, c'è un orario prefissato oppure... L'orario è il sabato e la domenica, il sabato dalle 16 alle 19:30 e la domenica dalle 10 alle 13. Insomma, un appuntamento da non perdere anche per conoscere bene la propria storia, no? La propria identità di un fatto accaduto durante il primo conflitto mondiale, che pochi sanno, perché fino a ieri, come ha confermato Massimo, nulla è trapelato, quello che si è detto fino a un certo punto, ed in questi giorni stanno emergendo i veri fatti di quello scoppio accaduto il 27 agosto del 1917 alle porte di Udine. Tra l'altro, coincidenza vuole che tra qualche settimana ci sarà la ricorrenza
ricorrenza del centenario dello scoppio del deposito di munizioni di Modoletto a Bolzano di San Giovanni a Natisone. Anche lì ci furono diversi morti, diverse vittime, insomma, e anche lì si parla poco. All'epoca eravamo già passati, come si dice, sotto l'Austria, perché accadde a novembre, qualche giorno dopo, insomma, della cosiddetta rotta di Caporetto. Massimo, per concludere, quante ore di lavoro? 2 anni. In ore, perché è stato fatto nelle ore libere quando non c'era lavoro, quindi la sera tantissimo, diciamo 2 anni fra ricerche, perché c'è Vinciguerra che ha fatto le ricerche scolastiche, Viola che ha fatto le ricerche sulle suore, quindi ci siamo divisi i compiti, però c'è circa 2 anni per preparare la mostra e per fare i pannelli, per trovare gli sponsor, perché soldi non sono pubblici, sono soldi privati dei comuni di Basaldelle qui che hanno sentito di fare questa mostra, quindi abbiamo, in base a quanto abbiamo raccolto, abbiamo speso per fare i pannelli. Però diciamo in orario e orario non so dirti quanto, ma di fortuna che c'era uno staff, un buono staff, con Elisa, Ilaria, con Gianni, con Luigino, oltre appunto alla Silvia e a Gaetano Vinciguerra che perché ci sono anche momenti che crolli, no? Che ti viene, quando non vedi che va avanti, quando le vedi le porte chiuse, quando Roma non ti aprono le porte, quando la gente non vuole darti perché ha paura che tu non gli ritorni. Però dopo questo è il risultato, non sono tantissime foto. Però diciamo se uno legge lo scritto e guarda le foto che ci sono, riesce a capire cosa è successo in quell'anno. Una goccia nel mare che poi piano piano si propagherà per raccontare e soprattutto non tanto la verità, ma soprattutto per, come abbiamo detto, sciogliere questo alone, questo velo tipico, questo muro di gomma che molto spesso insomma si cela dietro alla burocrazia italiana, perché si vuol dire ma non si vuol dire. Complimenti ancora a Massimo, i Blitz friulani continuano. Orioles, possiamo parlare di Europa sotto attacco? L'Europa sta per entrare nel 4º anno in cui è bersaglio insieme ai suoi cittadini, quindi non è una novità. Ricordiamo che esattamente nell'agosto del 2014, quindi 2 mesi dopo la nascita del califfato, i primi cittadini europei furono decapitati in Siria. Mentre nel dicembre 2014 ci furono i primi assalti sul suolo europeo, culminati nel mese successivo con il clamoroso attacco al supermercato Hypercacher di Parigi, in cui un seguace dello Stato islamico sequestrò e trucidò alcuni cittadini francesi di religione ebraica, per cui non è da oggi che siamo nel mirino. Ed è certamente fonte di angoscia e preoccupazione sapere che lo siamo ancora, nonostante l'arretramento territoriale dello Stato islamico in Siria e in Iraq. Sappiamo che in queste ore è cominciata una nuova offensiva in territorio iracheno per sottrarre ulteriore territorio all'ISIS, per cercare di depotenziarlo, per cercare di far sì che la propaganda che sistematicamente, persistentemente promana da quel territorio e indirizzata ai seguaci dello Stato islamico nel nostro territorio scemi, si attenui, venga meno, perché quello è il problema. Il problema è che lo Stato islamico, nonostante la sua grande utopia, ossia la fondazione di un califfato che è destinato a espandersi in modo illimitato, è un'utopia che sta venendo meno grazie all'offensiva militare in Siria e in Iraq, non fa venire meno il grande sogno dei suoi seguaci europei di aderire a un progetto rivoluzionario da consumarsi attraverso il sangue dei nostri concittadini. La Spagna è nel mirino, lo siamo anche noi, questo non dobbiamo nascondercelo, perché l'Italia, Roma con i suoi simboli religiosi e non, è da tempo oggetto di propaganda odiosa. Sicuramente dobbiamo prepararci al peggio, ma noi siamo abbastanza tutelati dalle nostre istituzioni che fanno un lavoro egregio. Secondo lei quali soluzioni bisogna effettivamente applicare?
Beh, le misure da prendere per arginare la minaccia sono già in atto, sono già in essere, perché i dati rivelati dal Ministero dell'Interno in questi giorni ci dicono che la guardia delle nostre istituzioni è altissima, sono ben 190.000 le persone controllate nei primi 7 mesi di quest'anno dalle forze antiterrorismo, 70.000 quasi i veicoli ispezionati, cioè il lavoro di antiterrorismo fatto dalle nostre forze dell'ordine è straordinario. Però questi numeri ci dicono anche che la minaccia è concreta, è una minaccia da non sottovalutare, e così indicano anche le dichiarazioni recentissime del nostro primo ministro, che invita da un lato alla calma e dall'altro ci sottolinea come non debba mai essere sottovalutato il pericolo che questa minaccia jihadista esercita sul nostro territorio. Però siamo fiduciosi, se le nostre autorità hanno fatto un lavoro egregio sino ad oggi, non vedo per quale motivo non lo possano fare anche nei mesi a venire. Dopo gli ultimi episodi di terrorismo di matrice islamica accaduti in Europa, l'area che tira in Friuli Venezia Giulia, da tempo meta di clandestini e migranti economici. Il parere di Mario Pittoni, esponente federale del Carroccio. Paura, preoccupazione per una questione che non ha soluzione, soprattutto nell'immediato. Abbiamo ormai in Europa oltre 30 milioni di immigrati di cultura islamica. Ovviamente sono una piccolissima minoranza quelli che creano problemi. Sta di fatto che con le seconde e terze generazioni i problemi, invece che risolversi, aumentano. Nel senso che per alcune frange l'integrazione è assolutamente difficile, e quello che spaventa ancora di più è che spesso a darsi al terrorismo sono persone che risultano assolutamente integrate, hanno trovato lavoro, hanno imparato a divertirsi all'occidentale, e poi all'improvviso si trasformano in terroristi. Negli ultimi fatti sono implicate terze e quarte generazioni, ma non c'è il rischio di emulazione da parte dei nuovi arrivati per proseguire la jihad? Noi ancora non abbiamo le seconde e terze generazioni. Continuando a importare questo tipo di persone che provengono da una cultura ben precisa, presto ci ritroveremo con gli stessi problemi che hanno Francia, Germania, Belgio, Olanda. Lei da questi schermi ha ribadito più volte che i clandestini afghani e pakistani presenti devono essere forzatamente rimpatriati nel loro paese d'origine. È ancora convinto a distanza di tempo? Mentre quello che succede a Roma è che i fondi, il cosiddetto proprio fondo rimpatri, è stato praticamente azzerato. Sono pochissime le persone che vengono respinte dal nostro paese. È un messaggio che arriva ovviamente nei paesi da dove partono queste persone, un messaggio che è devastante, perché queste persone continuano a cercare in tutti i modi di raggiungere il nostro territorio, perché risulta quello più accogliente a livello europeo. Per concludere, ci sarà secondo lei una soluzione giusta prima dell'inevitabile da parte della diplomazia e della politica? Bisogna ripartire dall'operazione che aveva avviato Roberto Maroni, attuale presidente della regione Lombardia, quando era ministro dell'interno per conto della Lega Nord, i respingimenti. Al terzo respingimento dalle coste africane non partiva più nessuno. L'aria che tira in Friuli Venezia Giulia in tema di prevenzione e sicurezza. Maurizio Visentini, vice segretario del SAP del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia continua chiaramente a essere interessato al fenomeno migratorio. Attualmente, ovviamente in misura minore, visto il cambio di rotta radicale che ha fatto l'attuale governo. Diciamo che la percezione di sicurezza è sempre quella, perché poi diciamo i migranti che sono ospitati qua o nelle strutture in attesa di essere collocati o quelli che sono già collocati nei comuni, ovviamente qualche problemino lo danno. Uomini e mezzi per prevenire, oltre agli spot governativi, il Viminale vi fornisce quello che serve in chiave moderna? I mezzi e gli uomini sono un problema sul quale
Purtroppo da anni protestiamo. Dobbiamo partire dal presupposto che dall'89 in poi è venuto a mancare quasi il 20% in meno del personale, mentre sono aumentate a dismisura tutte quelle che sono le problematiche relative all'ordine pubblico, all'immigrazione così come la stiamo monitorando, e quindi non si può dire che il Viminale ci fornisca attrezzature per poter svolgere il nostro mestiere, o comunque le attrezzature che abbiamo sempre avuto. Io continuo ad utilizzare sempre la vecchia pistola mitragliatrice, la pistola che ho in dotazione da una trentina d'anni, non so. Di nuovo mi è arrivata solo la divisa, perché ci hanno dato una divisa nuova probabilmente per spararci qualche posa in televisione. Siamo una terra di confine con 2 varchi terrestri e 1 via mare. Le forze dell'ordine, onestamente, sono in grado di far fronte all'emergenza clandestina? Sì, i confini sono il nostro punto debole. Noi siamo una regione con tutte queste peculiarità. Purtroppo i 2 varchi terrestri, se sono attualmente meno interessati, sono tenuti continuamente monitorati, perché potrebbe ripartire sempre. Difatti il personale dovrebbe essere potenziato in quei siti. La polizia e gli altri corpi sono sicuramente in grado di fare il loro in una situazione normale. Se ritorniamo alle ondate che sono state l'anno scorso e in certi mesi, sicuramente si va in affanno, anche perché noto con dispiacere che non viene aggregato personale nei posti dove servono, come ad esempio a Tarvisio la polizia ferroviaria è sempre in affanno, bisogna mandare personale aggregato, e invece viene mandato personale fuori regione, fuori provincia per eventi, perché c'è la mostra del cinema a Venezia, ci sono eventi a Roma, nella capitale, a Milano, insomma è più facile che da qua parta gente, non che venga mandata. Per terminare, Visentini, funziona la collaborazione di Interpol con le polizie di Austria, Slovenia e Croazia? Il discorso della collaborazione di Interpol tra le forze di polizia, considerato che siamo tutti poliziotti, austriaci o croati o italiani, ragioniamo sempre ovviamente noi da poliziotti. Il problema nasce quando ci si va a scontrare con diverse vedute da parte dei governi, che ovviamente sovrintendono l'attività delle varie polizie. Quindi nell'ordinarietà sicuramente i servizi di collaborazione di Interpol funzionano, c'è un certo scambio che adesso è aumentato anche grazie al fatto che qualcuno si è impaurito, visto che ci sono un sacco di persone che possono sfuggire, diciamo, a quello che è il controllo generale. Di conseguenza funziona, ma se andiamo a vedere nel particolare gli interessi dello Stato austriaco e della sua polizia e gli interessi dello Stato italiano sono divergenti, possono non coincidere, e quindi anche poi l'attività di polizia.